Un venerdì normale, io sono lì, vedi, io sono qua col Michele, no? Abbiamo parcheggiato il camper in un parcheggio normalissimo, dentro le linee, tutto quanto, nulla di sporgente eccetera. Siamo già famosi nella piazza di Jesolo, cioè ci sono già i commenti, ehi zingari, via tutti, bombe, mamma mia, non ho le comiche qua, le comiche ragazzo. Guarda anche a Jim Morrison. Ti spiega la pagina. Il laser taglia solo. Ma li ha fatti lei? Ah, ma si è piegata messa dentro. Piegati tagliati. Ho visto Altrimenti non fa adesso. l'effetto fisarmonica. Che storia. Però visto rimarrebbe comunque troppo piccolo. Ma che si crede che abbiamo fatto gli altri? E ciò? Io uno per uno. Wow? Ma quando ti viene una spirata, dimmi la verità. No, dai, prima battuta brutta però, che svirami. Ma no, una volta che prendi la mano, poi è divertente, è come lavorare all'uncinetto, ti rilassi. Vabbè sì, sì. E quando ti dicevo no, che in Serbia non c'era niente, Michele qua ti testimonia che la toppa è tutta qua a Jesolo, perché se iniziamo a far vedere la toppa locale qua, finisce più. Guarda che toppa che sei. Col discorso della toppa locale, no, che ci stiamo girando di qua, di là, e Michele vada qua, vada là, e io a Michele vada qua, vada là, credo che ho fatto tutti gli esercizi che la fisioterapista mi aveva dato. Non è vero un cazzo. Perché? Bellissimo! Yeah! Ciao CP! Caro! Non lo conosco. Ma guarda che messa a fuoco del cazzo ogni volta! Che video era? Niente, ho fatto fare il giretto a Jesolo, no? Fai turista un po' anche te, no? Io ti ho fatto vedere un po' di toppa locale, hai visto? E abbiamo ripreso il discorso che quando ti spiegavo che nei paesi dell'est, con tutto il rispetto, toppa non ce n'è, si intende la percentuale, no? La percentuale per il numero di popolazione. Con tutto il rispetto, per carità, perché poi arrivai tu, no? Quei serbi, quei rumeni, eccetera, e dici, no, cioè vai tranquillo, è solo una pura casualità che qua in Italia, insomma, c'è un'alta percentuale di toppa. Il mio autoregalo di compleanno, a parte, vabbè, sì, giustamente, no, regalo materiale, la macchinetta, il computer, un crepo a schiena, perché ho voluto fare il mona, no? Cioè tipo come quando avevo 20 anni o forse anche 12-10, a fare il deficiente in acqua, e dopo adesso ho tutta la schiena, più che altro la spina dorsale, la parte del bacino che è un po' traumatizzata, insomma. Vabbè, forse anche tu mi puoi capire. È arrivata la mia fidanzata preferita che sta spronando Michele a uscire. Venite fuori, non fate i vecchi pensionati. Porco cane. Metti la dentiera, tirala fuori dal bicchierino. C'è galvanizzatrice che è riuscita a fare uscire il Michele dalla tana, cioè. Come si fa a dirti no? Mezzanotte, mezzanotte. È vero. Ti trasformi in cosa? In Mezzanotte, zucca? Diventi una zucca? Mezzanotte. Io ormai sono tipo sui No, mi lascia la 40. pancia. E io che ho lavorato da stamattina alle 9 sono quella più sveglia e attiva. Vedi te, i maschi. Sì, ma te- Noi Quando abbiamo tiri le coca. notato? Capirai, Notato. sì, è morto. Sì, Cioè dopo i 40 notare sembra un'impresa. Ah no, Perché no. sei superato i No, hai 40? ragione, infatti. Coppa locale personale. Colei che mi ha portato in un bar, non stile LPDM. Mi tolgo subito da solo 2 punti zingari. Ciapa un po' anche te, ciapa. Porca miseriazza ragazzo. Allora sempre video alla cacchio, sei sempre sulla Sony RX100 M4. Perché la mia deve ancora arrivare, dovrebbe arrivare martedì, oggi è... Michele che giorno è? Sabato?
Oggi è sabato, quindi buono, dai, i giorni si avvicinano, idem il portatile. E niente, guarda dove siamo. Allora, qua col mio vicino Michele, cioè praticamente siamo parcheggiati in strada. Questo è l'altro vicino alla parte della cucina. Te mi chiederai il perché, è sempre il solito motivo, per l'Alessia sinceramente, cioè se Singano è sempre, è spesso qui in zona Jesolo o comunque come zona, se ne sta nel Veneto Friuli, sai che ha i suoi validissimi motivi, insomma voglio dire, altrimenti insomma se così non fosse si sa bene che Singano sarebbe già espatriato, però no, non mi lamento assolutamente. Voi, sai cosa fanno i camperisti dopo i 50? Vieni con me. Dorme tutto il tempo, visto? Ciao. Goldon! E qua praticamente guarda che cielo, verrà su un mega trombone d'aria, abbiamo paura un po' per la grandine, allora stiamo andando a vedere in fondo al supermercato se riusciamo eventualmente a metterci lì se c'è qualcosa di riparato. Beh, se no sfondiamo le pareti del supermercato, le vetrate, andiamo dentro e abbiamo anche la roba da mangiare, cioè, cazzo, no? Se dovesse succedere la grandine, qua sarà tipo 8 metri, no, 7 qualcosa. Va bene, dai, guarda che messa a fuoco che è la Sony. Se vai a tirargli una pedata nel culo, guarda che roba, guarda. Cioè l'autofocus proprio, l'A6004 è l'autofocus più veloce del mondo. Sta qua il più lento, guarda che roba, incredibile, pazzesco. Infatti ogni volta io devo sempre fare tutte le varie cose per mettere a fuoco, eccetera, eccetera, dopo registro. Nero, guarda, yeah. Figo, molto figo, anche là. E l'attesa del temporale, ragazzo, non so se riesci a vedere, ma veramente c'è il male. Allora ci siamo messi qua di muso, sì, questa è sempre la Sony che non mette mai a fuoco, e là, vabbè, devo praticamente spegnere, ecco, e riaccendendo prende, va bene, dai. Allora noi ci siamo messi, vedi, già di muso qua, così ci mettiamo sotto anche in caso di forte vento, ci mettiamo di taglio così, e quindi non si ribalta neanche il vento, perché di qua siamo riparati, no? Chissà se senti. Volevo farti vedere dei fulminazzi, che ogni tanto arrivano di quei fulminazzi incredibili, forse di là, vediamo dove è andato Michele. No, adesso è un po' in lontananza, no, proprio un mega fulminazzi prima. L'evoluzione del Singano, da laghi, fiumi, montagne, spiagge a sotto i ponti. Comunque dopo la grandinata ci rimetteremo qua, no? Quindi guarda che visuale che ha Singano, perché ha la mansarda là, no? E questa sarà la visuale di domani mattina. Buono cazzo, molto buono! E ara la luna là. No cazzo, mi è sparita. Cioè ho fatto tempo di dire ara la luna là, come... Ah no, eccola là, vai che robe. Tac! Bello, Occhio che sciccheria, attento, tac, il tettino di Singano con le lucette a LED, tutto bello che si accende da solo in automatico, è roba da skate, sì, cioè tipo, ma no, tipo 2 euro, però è sempre skate 2 euro, no? Quindi è roba da skate. Marietta, monta in gondola, che te porto al lido, detti no che non me fido, Areola. Ti si massa un impostor? Cazzo qua altro che Sunspace, una noia, porca miseria, veramente. Perché c'è, vai, visto che va. Però non continua mica, cioè non inizia mica a piovere, sgrandinare. Quindi non lo so. Ma veramente io non so cosa, no, non si comporta proprio così di solito la Sony. Non mette a fuoco stasera, è una roba incredibile. Da una parte bene, perché vedi ti censura il Michele, no? Cioè guarda. Vedi questa sagoma fallica così, ma in realtà no, è Michele, no? Però vedi, ti salvaguardia da eventuali traumi visivi, no? Quindi sì, bisogna trovare sempre il lato positivo in tutte le cose, no? Boh, Michele dice che non fa niente, a me fa strano, piano di nuvoloni. Il caldo. Beh, oggi si boccheggiava proprio Jesolo.
una roba incredibile. Il mare era anche strapieno di alghe per il discorso del caldo. Dai Michele, ma si è fatto una recensione del generatore. Appunto, bisogna che ti haga sempre il tema. Porca puttana. Altrimenti non fai il tema. Mamma mia, è terribile, guarda che lascia le lampi. Che luna! Lo so, non c'entra niente, sono tipo gli microspot pubblicitari, mettila così, cioè quanto bello non è. Guarda, quanto mi piace a me il mio camperino, guarda che colori. Beh, adesso un po' anche sfalsato, senti che altro. Satu! Porca troia, ne ha sempre una. Vabbè, il Michele va a dormire e Singano che è giovane, no? Sta qua a perdere il suo tempo col telefonino a cazzeggiare. Cosa fai? Inizierà di sicuro minimo a piovere, il computer non ce l'ho e via. Mi arriva martedì, oggi è sabato, quindi porca miseria. L'ho fatto arrivare da mia nonna, così vado anche a trovare mia nonna Poletta, tanto non la vedo. E niente, credo che andrò là già tipo lunedì, perché mi serve lasciare il camper fermo una giornata per controllargli l'olio e il liquido di raffreddamento. Perché quando ero andato a fare il giro negli stati dei Balcani, l'olio mi sembrava a postissimo. Ho aggiunto una cazzatina, però dopo insomma ho fatto anche la strada del ritorno, dopo ho fatto altri giri, sono andato a Cremona col caldo torrido e tutto quanto, quindi meglio fargli il tagliandino, diciamo, il rabocco olio e liquido refrigerante. È sempre meglio stare molto attenti a ste robe, quindi sì, meglio. E mi caricherò su nel camper il generatore, mi si è staccato anche uno specchio dal bagno, vabbè non voglio fartelo vedere, non ha fatto tanti danni, ha solo rotto il portasapone. Ho visto pesantino, quindi quasi quasi approfitto, butto via quello e tanto comunque era in previsione di dare un attimo una rinfrescata al bagno, quindi rivernizzerò la parete, ossia la parte sotto dove c'era lo specchio. Tolgo via con la carta vetrata quel po' di Bostik che c'era e rivernizzo, che così a me piace, a parte il minimal, no? Ma anche l'avere il camper sempre più leggero, allora le studio sempre tutte per alleggerirlo di più il più possibile. Ad oggi il camper non mi ricordo se te l'avevo detto, può essere, perché ho fatto tanti di quei video che devo ancora montare che metà fa basta. E ad oggi comunque l'avevo pesato in una pesa di una cantina sociale e il camper era 2750 kg, però sì, senza me sopra, però con 3/4 di gasolio, 3/4 di acque bianche e metà pieno di GPL circa, insomma, con sempre tutta la roba su, perché nonostante Singano abbia anche una casa di proprietà, ma per motivi psicologici non gli piace fare tipo il cambio stagione, quelle cose là. Quindi io tipo ora che siamo in pieno luglio, scusa se questo video magari lo vedrai a dicembre, perdonami, ma ci sono state varie cose nel mezzo, e ho tutti i giubbotti invernali, ho le catene da neve, ho tutto quanto, perché mi piace vivere così, separato. L'unica cosa che ovviamente, come sai, do il cambio sono i libri, insomma, per ovvi motivi, cioè non è che posso riempirmi il camper dei libri da una volta letti, dopo anche basta, insomma, ecco. E vabbè, dai, così martedì mi arriva il super portatile, la Sony A6004, come ho già scritto nel gruppo Facebook da una parte, sono per carità molto felice perché il computer è una bomba indescrivibile. Ho letto qualsiasi recensione, tutti dicono che è una roba mostruosa, a parte rari casi che gli è arrivato difettato, ma vabbè, che te frega, cioè lo prendi da Amazon, è in garanzia, te lo cambiano subito. Però quelli normali, quindi il 99,9% di quei portatili lì, è una cosa pazzesca. Quindi anche editare i video, oltre, io l'ho preso per la sicurezza, nel senso che mi serve un qualcosa che non fonda col caldo dopo ore e ore di lavoro, però ovviamente con tutto il rispetto per il Surface che era già una bomba di per sé, questo in confronto è molto di più. Quindi anche montare i video in 4K sarà tutto fulmineo veramente, quindi anche un po' più di soddisfazione a lavorare e anche a fare i video, anche perché adesso insomma un po' alla volta sto cercando di spostare il tutto sui video, no? Cioè il tutto di lavorare parecchio anche con i video, insomma, ecco, perché i siti d'estate è una cosa bruttissima da fare, d'inverno sì, è perfetto fare i siti d'inverno, una roba stellare, rilassato, il calduccio, bellissimo, però d'estate fare dei siti che richiedono concentrazione, lungo tempo, cose che ti danno poca soddisfazione sotto certi punti di vista, no? Meglio integrare anche quei video e fare anche video, insomma.
Adesso avevo fatto delle foto diciamo temporanee per un sito, alla fine sono finite su un tour operator, dovrebbero andarci domani e quindi insomma vabbè, magari mi farò pubblicità anche come fotografo, che non è assolutamente il mio campo proprio. Sono sempre stato appassionato di fotografia, nel senso che mi piace farle, ma non ne capisco assolutamente un cazzo e diciamo, per carità, sì, vabbè, le basi, so usare le macchine in manuale, eccetera, ma corsi e cose avanzate non ne ho mai fatte, neanche sinceramente non mi interessa, mi accontento di quello che faccio e va bene così. Non ci credo. Ho fatto un video aggiornamento di tipo 20 minuti e mi sono chiesto, ma la Sonic in 4K, no, dopo un tot di tempo ha la pausa per il surriscaldamento, ma non mi dice niente e non avevo premuto il tasto REC come sempre. Cioè io adesso veramente era venuto anche tutto bene, simpatico, carino, cioè sono sconvolto. È un periodo, io ci rido sopra per carità perché la vita è fatta così, però è un periodo veramente di sfighe una dietro l'altra, questo qua. Porca puttana, se vado via con le mani in mezzo alle gambe di continuo, porca puttana, una dietro l'altra. Sì, ovviamente sfiga non è diciamo non schiacciare il pulsantino di una fotocamera chiaramente, però e si fonde il computer e questo e quello e multa e insomma sono successe tante di cosine, porca di quella troia. Vabbè, comunque in sintesi dai, quello che avevo detto proprio adesso, sintesi, è il fatto che oggi è sabato, martedì mi arriva il computer e la nuova Sony A6400, sì no, sto guardando che ci sia la scritta REC, sì adesso sta registrando, così ho fatto arrivare il tutto a mia nonna, così vado anche a trovare mia nonna, poretta tanto non la vedo, e e dopo avevo promesso all'Alessia e a un'altra persona che andavo al Caribe Bay, che serve l'ex Aqualandia di Jesolo, un grande parco acquatico. E dopodiché ci sarà il mio compleanno il 10 luglio e infine il 13 ci sarà il raduno a Tramonti di Sotto e io ho già deciso, anche se diluvierà eccetera, che magari dopo la gente vede il meteo e non viene, a me non interessa, io ed Ezio andiamo lo stesso, io soprattutto ho bisogno di rilassarmi perché Jesolo sì ci sto solo perché c'è l'Alessia, ma non è certamente una città diciamo che adoro, no? Anche perché non è molto ospitale per i camper. Tieni conto parcheggi, ti ritrovi le foto, no? Con tutti i commenti al fuoco, al rogo, sequestro del mezzo sulle loro pagine Facebook, quindi capirai che insomma i camper qua non sono bene accetti. E niente, mi starò una settimana così a Tramonti di Sotto in montagna, porto via il generatore perché avrò il computer nuovo da impostare, tutto quanto, eccetera eccetera, quindi sto un po' lì a eremитare e poi a lavorare, giustamente devo rimettermi dentro i siti, collegare i database, tutto quanto, quindi duretta. Ovviamente ragazzi ho tanta scena, ma roba più preoccupante al momento sono le zanzare, cioè veramente no, boh. Mi sa che ormai dormiremo qua, non sta succedendo niente, boh, non lo so. No, non lo so, cioè non te la sto ingrandendo, diciamo che ho letto appunto che nel Trevigiano ha già fatto danni, qua le nuvole sembravano molto preoccupanti, adesso che è scuro non le vedi, diciamo sono poco contrastate, però effettivamente era nero ovunque proprio, no? Quindi ho detto, boh, qua si scontrano, una era anche bella rossa, quindi carica di calore e tutto quanto, quindi boh. E di buongiorno Italia, mamma mia che dormita da schifo proprio, sarà stata l'elettricità che c'è nell'aria. Allora il disastro qui a Jesolo lo mettono per oggi, il pomeriggio. Adesso c'è un caldo fastidio, sentiamo il Michele! Oh! Sentiamo il Michele cosa vuole fare perché sono previsti danni, almeno scrivono, dopo non lo so se è la realtà delle cose com'è. Questo verso le 3 del pomeriggio, quindi io mi studierei un posto dove lasciare il camper riparato. Dicono ci saranno anche tornadi, cioè di grandine non ne hanno parlato di tornadi effettivamente, però comunque insomma io sinceramente non avrei voglia di rischiare il camper. Allora qua il cancro, hai letto il post del meteo? Italia. Buongiorno un cazzo, hai letto il post del meteo che ti ho girato? Sì. Verso le 3. Adesso c'è ancora caldo merda che sta caricando a 1000 e io volevo pensare, più il problema sembra il vento, non la grandine, il vento. E l'altro anno ha buttato giù alberi, ha spaccato camper, disastri.
nei campeggi. Piazza Milano c'è un parcheggio bello coperto. Piazza Milano? Sì. Dove? E hanno aperto le barre quelle... Ma coperto in che senso? Eh? Coperto dal vento? Sì. E se grandina anche? Se grandi ce l'abbiamo in Hai visto che a Treviso le foto? Praticamente abbiamo visto le foto della grandine a Treviso, cioè robe grandi una spanna, cioè ti distruggono i vetri del camper, ti spaccano il tetto. Io volevo pensare già da adesso, che ore sono le 10 della mattina. Ma io starei qua visto che c'è la possibilità di metterlo sotto là. Effettivamente. Non è sbagliato, perché altrimenti dove cazzo lo mettiamo? È abbastanza riparato anche dal vento, non ci Ci sono mettiamo alberi. attaccati in maniera che lasciamo passare le macchine. Restiamo qua. Anzi, restiamo qua, andiamo là. Siamo a 100 metri anziché 10, però almeno siamo in un posto un po' più carino. Accendiamo i motori e arriviamo qua. Perché io volevo andare in spiaggia, anche Michele un po' voleva andare in spiaggia, però dopo col traffico dalla spiaggia a questo riparo che abbiamo trovato sono veramente cazzi, il traffico e tutto quanto. Oggi è domenica, siamo a Jesolo a luglio ragazzo, quindi io mi dispiace rovinare una giornata così, però non voglio rischiare il camper e da quello che leggo, e non ho mai letto allarmismi così grandi, la cosa sembrerebbe tragica dopo, quindi niente, mettiamoci qua. Noi là abbiamo poi gli alberi con l'ombra e le tavole da picnic, e il rubinetto dell'acqua e stiamo lì tranquilli finché arriva il disastro e dopo guarda ci rimettiamo là. Per quanto vedi che può sembrare tranquilla, gli allarmismi su internet sono abbastanza preoccupanti, no? Perché danni ne ha già fatti, adesso sta arrivando la volta di Jesolo, Caorle, che è il punto diciamo dove siamo noi. Allora Michele dopo pranzo tornerà nella sua scorzè, quindi diciamo a casa, dove lì lui ha un rimessaggio, è tranquillo, e io andrò da parenti in un capannone, adesso sto aspettando risposta, comunque credo di sì, insomma dai, qualcosa trovo. Mi ha detto stronzo de merda mentre non riprendeva Sboromi insieme io e che dice ma sì, rincoglionio. ma sì, ma io in modi affettuosi per fate sentire casa, perché tutti intercalari mestrini vostri da parte vostra sulla merda. Difatti no, cioè, lo faccio per renderti, cioè per farti sentire un po' a casa, no? E comunque ringraziamento a mettermi qua al caldo a installargli Windows 10, ecco. Guarda, sopra quello che si lamenta per il mal di schiena, guarda che razza di barra audio che la entra il camper. Ma te sai da dove arriva quella barra là? Conta che Michele Allora, già arriviamo insieme con l'Elisa, sottotitoli a 1000, no, dai, un po' di cultura scorzesca, dai. Allora ero parcheggiato... Dai, fagli il dialetto di Mestre, dai, così impara, perché sai, il dialetto veneto ha tantissime varianti. Oggi studia, già ero esatto. parcheggiato in stazione de Mestre, capolinea di Pullman Scorsè. E che c'era un tipo che arriva in macchina e ha buttato via, in poche parole, ha buttato via barra e ha buttato via anche il sub, no? Io come mi prendo la barra e gli dico: Elisa, guarda un attimo, stai attenta un attimino, perché nel frattempo è arrivato un marocchino in bicicletta, uno di colore, non sono razzista, ma uno nero, e è arrivato là e mentre io stavo portando la barra questa qua, la cassa, sta cazzo di cazzo qua in camper, sto cancaro detto il tipo di colore si è preso e si è portato via il sub. Ecco, aggiornamento zingaresco. Sì, non sembra ci sia tanto che nero. Vero che c'è vento che sposta. Aspetta, questo è Michele che gira la fotocamera, che deve guardare i teenager che fanno le loro robe da teenager. Beati loro. E vabbè, tutti e due siamo già a posto. Lui è rimessaggio, io ho già trovato un capannone, quindi andremo via dopo pranzo e via, insomma, dai. Oh, guarda che è duretta aspettare qua, accidenti. Noi stiamo aspettando il temporale. È una noia pazzesca che non ti dico, perché andare in spiaggia non si può e io sono appiedato appunto a quei lavori, non posso lavorare, non posso fare niente, non ho computer, non ho niente e mi sto scazzando a 1000, ancora domenica e la roba arriva martedì. Bah. C'è questo caldo fastidioso, capposo, c'è sta cappa di caldo, sta cappa di umidità. Ecco, cosa sto facendo un video per dirti che mi annoio? Porca miseria, grazie al canale sei capitato.
Comunque, allora, questo è il parco Cassilis, ti può tornare utile se vieni a Jesolo in vacanza, no? Sì, il camper che vedi qua non è il mio, è l'imitazione. E questa è la parte sinistra, ossia quando entri, quando passi la COP, giri a sinistra, se no c'è anche la parte destra. Entrambi hanno un rubinetto, non ci arrivi con la gomma, però insomma magari con le taniche ti ricarichi dell'acqua, soprattutto la parte destra è più vicino. Molto tranquillo, c'è i tavolini all'ombra, gli alberi, l'area cani, la passeggiata lungo il canale, tutto quanto, quindi diciamo che può essere un ottimo posto se ci vieni che hai la bicicletta in camper, perché così ti fai 4 km e arrivi anche al mare, no? Hai capito? Beh sì, Jesolo non è il massimo come sicurezza per i furti, diciamo che le zone migliori dove andavo io è il parcheggio del comune di Jesolo, lo trovi su Google Maps, che lì è più sicura, le telecamere e tutto quanto, e dove esce la polizia municipale, e fino a mezzanotte vanno avanti e indietro, comunque lì furti non ce ne sono mai stati, altrimenti mi mettevo davanti alla guardia di finanza, sei proprio in mezzo alla strada, praticamente nel bordo di una strada, però sei attaccato al mare, il posto lo trovi sempre, ti fai 1 chilometro e sei già al mare, insomma, ecco. Consiglio mio, no, o al Cassilis se vuoi starci tu che stai dentro al camper, se invece devi lasciare il camper forse è meglio al comune, e però sai che ti devi muovere in bici dopo. E niente, vado a annoiarmi da Michele. Guarda, mi ha messo anche a protezione per non entrare, porca miseria, ma io non so. Ok ragazzo, qua inizia adesso a scurirsi, anche perché era previsto per le 3 il disastro, quindi adesso io e Michele ci salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata, tipo dicembre, gennaio del 2020, e niente, vado a mettere il camper al sicuro, così saluto anche il CP perché povera bestia, siamo dovuti stare un po' separati e non è facile insomma per nessuno dei due, quindi io sì, appena posso passo a trovarla, e ovviamente quando vado in giro me la porto dietro, cioè in giro in posti dove non soffre come non so cosa, tipo in montagna a raduno ovviamente ci sarà il CP, cioè 10-12 gradi di sera e torrente attaccato di giorno con l'ombra degli alberi, figurati. Ok, qui siamo più che al sicuro, vediamo se è vero che fa il disastro insomma, ma per ora sta solo venendo giù bene, non lo so. 18:30, dovrebbe tipo iniziare adesso. Vabbè, il camper è al sicuro, mai paura. Quei tuoni ogni tanto, volevo fartene sentire uno. A Jesolo c'è il disastro, Jesolo è completamente sommersa, qua no, qua sono praticamente nella vecchia casa, che ho detto chiudiamo il camper, mettiamolo al sicuro. Dai, tuono, cazzo, volevo far sentire un tuono. Ma che roba, lo fa apposta. Adesso spengo il rec e arriva il tuono. E qua niente nulla. Canda il porco. Senti che roba, senti nulla che vento. Senti. Che aveva caldana in menuna. Nuna. È anche sorda. Fino a tutta una. Ah, cagnetta in menuna, che ha paura. Ha tu paura, Camilla? Ma no, impara dal CP che non vi ne ecciava un caso, dai. Mannaggia Camilla. Vieni qua che ha paura, vero Camilla? Dì, non bisogna aver paura, dai. Su. Non è convinta, no. Usato ancora. Aspetta ancora. Dimmi. Che lavori. Dai, vieni su qua. Dove vai? Dai, su qua Camilla, dai, su. Ah, latte sì. Dai, su qua. Che tipa. Senti come inizia. Porca miseria, via, fatemi metto qua. Sì, infatti avevano previsto un po' di tornadini, diciamo. Vabbè, il mio camper è strasicuro.